Nel Parco delle Rimembranze di Lusia in provincia di Rovigo si è svolta la cerimonia commemorativa per il 78° anniversario del bombardamento del 20 aprile 1945. I prefetti di Padova, Raffaele Grassi, e di Rovigo, Clemente Di Nuzzo, hanno consegnato la medaglia d'argento al merito civile ai sindaci di Lusia, Luca Prando, e di Barbona, Francesco Peotta. L'onorificenza è stata conferita dalla Presidenza della Repubblica ai cittadini dei comuni di Lusia, Rovigo e Barbona in provincia di Padova per il coraggio e la determinazione con la quale affrontarono le conseguenze del bombardamento alleato di 78 anni fa, che provocò la morte di 74 persone. Alla cerimonia hanno partecipato anche il presidente della provincia di Padova, Sergio Giordani, e il presidente della provincia di Rovigo, Enrico Ferrarese. È un riconoscimento importante a due comunità che hanno avuto veramente un disastro sotto l'aspetto umano, sotto l'aspetto storico. È bello oggi che il Presidente della Repubblica abbia riconosciuto la medaglia al valor civile d'argento, per cui le due comunità, mi ha fatto molto piacere, sono molto unite. Loro sono state veramente disastrate sotto l'aspetto umano, sotto l'aspetto, ma pochi giorni prima che arrivasse la pace, per cui sono state veramente sfortunate, perché sono state abbattute ponte, castello, chiesa, tutte le abitazioni, 74 morti, altri 30-40 sfollati, per cui ha fatto bene il Presidente della Repubblica a riconoscere la medaglia al valor civile d'argento. La giornata è senz'altro importantissima, credo che oltretutto il fatto che ci siano le due province e due comuni confinanti che rappresentano appunto le due province confinanti, credo che sia anche un bellissimo segnale, e credo che da questo punto di vista le prefetture abbiano senz'altro fatto un bellissimo gesto nei confronti delle nostre comunità, non solo della comunità di Lusia e della comunità di Barbona, ma credo che questo sia un riconoscimento importantissimo che va giustamente celebrato, così come lo si sta facendo oggi, proprio perché riesce a dare anche il senso dell'unione di un territorio che in queste occasioni sa come vivere assieme questi momenti così importanti, speciali per le nostre comunità, ripeto, e per il nostro territorio tutto. Sì, oggi commemoriamo il 78° anniversario del bombardamento del 20 aprile 1945 che distrusse i due centri urbani che erano alle estremità del ponte di legno sull'Adige, e cioè il centro di Lusia, dove siamo adesso, e il centro di Lusia, frazione di Barbona, che è dall'altra parte dell'Adige. Verso le 11:30 di 78 anni fa, in questo posto, il cielo si oscurò perché iniziarono a passare delle squadriglie alleate che iniziarono a sganciare bombe distruttive per il territorio. Cadde il municipio, cadde la chiesa, cadde il campanile da questa parte. Dall'altra parte furono bombardati il municipio, la casa del medico, la casa del messo, la casa del segretario comunale, tanti edifici. Alla fine ci furono più di 70 morti civili, e che oggi siamo qui a commemorare, e poi ci furono tanti feriti, diverse centinaia. E dopo 78 anni siamo qui perché il Presidente della Repubblica ha deciso di riconoscere alle due popolazioni di Lusia e di Barbona la medaglia d'argento al valor civile per quello che ha saputo fare questa popolazione nel superare il lutto, nel superare lo shock della distruzione e muoversi, attivarsi, rimboccarsi le maniche per ricostruire un paese. 20 aprile 1945, 20 aprile 2023, sono passati 78 anni dall'evento bellico che distrusse il paese di Lusia per bombardare il ponte. Oggi siamo qui per ricordare i nostri caduti, sono 74 vittime civili identificate e molti altri che c'erano nel territorio in maniera non censita. E poi oggi abbiamo anche l'onore e il piacere, dopo tanto tempo, dopo tanta attesa, di ricevere il riconoscimento della medaglia al merito civile, la medaglia d'argento al merito civile, da parte della Presidenza della Repubblica per questo sacrificio dei nostri concittadini. Quindi a me l'onore di raccogliere questa testimonianza, questa bellissima giornata, però è un onore che voglio condividere con chi mi ha preceduto, con tutti i cittadini e con tutti coloro che hanno
per questi anni portato avanti la memoria di questo bombardamento bellico.